E abbiamo organizzato questa serata all'insegna del reg e del dub, ma questa serata è anche all'insegna della solidarietà, visto l'evento tragico che è accaduto in Abruzzo, e visto che noi eravamo qua a fare festa, ci sembrava il minimo invitare una delle associazioni amiche di Bologna. L'associazione Babbo, Vasto e dintorni a Bologna, che sta raccogliendo dei fondi per poter dare un contributo alla causa. All'ingresso c'è una cassetta dove l'associazione sta raccogliendo i fondi, appunto, che poi gestirà. Io adesso lascio la parola a Giampaolo Di Marco, il presidente dell'associazione. Ringrazio tutti, ringrazio anticipatamente Cisco e Nicolà dei Firuverus con il loro DJ set, a Rogalla e poi Trent Roots. Grazie e buona serata. Grazie, scusate se ci siamo inseriti all'interno di questa bella serata organizzata dall'associazione Che Torni in Papele. Appena mi ha contattato Giancarlo dicendomi che era disponibile ad ospitarci in questa serata, io ho colto al volo l'opportunità, portando a voi qui a Bologna una piccola testimonianza di quello che voi vedete attraverso la televisione. Quello che la televisione adesso ci sta mostrando sono le immagini di un disastro. Quello che noi come abruzzesi vorremmo è che quella comunità alle 3:32 di domenica notte, della notte tra domenica e lunedì, non si trovasse all'anno zero, perché il rischio è quello, è una comunità che sorge ai piedi di una montagna con tante piccole realtà intorno che sono ormai distrutte, e vorremmo appunto attraverso dei progetti mirati cercare di far continuare a vivere tutta la comunità. Sono venuti giù i palazzi delle istituzioni, quindi già questo vi dovrebbe far capire qual è la realtà, la prefettura, la provincia, la regione e il nostro capoluogo di regione. Naturalmente adesso è un pensiero, da lunedì, passata una settimana, dovrà essere una riflessione. Noi cercheremo di essere costantemente presenti con loro per quello che la mia associazione, la nostra associazione può fare. Per questo vi ringrazio, visitate il sito babbo.it dove avrete tutte le informazioni per poter contribuire a che quello veramente non sia l'anno zero di un'intera comunità. Grazie. Ciao, chi sei innanzitutto e cosa fai all'interno di questa associazione? Allora, io sono Francisco a Rogalla, sì? Partecipo a Che Torni in Papele sia come organizzatore, partecipo all'attività dell'associazione, come grafico e nelle varie attività, e poi come musicista. Come musicista sono un musicista elettronico, dove mischio le sonorità del Mediterraneo e della Sardegna con la musica sarda, scusa, le musiche del Mediterraneo e della Sardegna con l'elettronica, in particolare col dub. Difficile come operazione mischiare la modernità elettronica con le cose più nazionali popolari? No, perché comunque è una cosa che ci portiamo dentro e che comunque non è legata al passato, bensì è legata al presente, perché la cultura comunque popolare è qualcosa di vivo in Sardegna, e quindi comunque c'è una costante traduzione della tradizione, un concetto, diciamo, che parte dal presupposto che l'identità non è dietro di noi, alle spalle, nel passato, bensì è davanti a noi. Noi scegliamo cosa essere e cosa voler essere, e questo concetto lo possiamo trasferire nella musica. E quindi niente, faccio questo lavoro qua, quindi sono specializzato comunque in musica mediterranea, sarda, comunque in chiave elettronica, però ultimamente, siccome tu da musicista sardo puoi vedere la Sardegna in qualunque cosa, non sto ultimamente utilizzando più suoni popolari, almeno in una parte del live che farò più tardi, anche se lo schema base
e comunque batte sul 6 ottavi, non sul 4 quarti, ossia il tempo, la ritmica dei balli sardi, anche se magari al primo ascolto non sembrerebbe, comunque è sempre musica, diciamo, sarda. Davide, al di là del merchandising. Merchandising è una parola troppo difficile. Chi sei? Davide? Davide del merchandising, parola difficile. Parola difficile. E anche un po' lavoro difficile. Lavoro difficile. Questo momento è difficile. Che Torni Babele, che ruolo ha? Che Torni Babele ha il ruolo di supportare questa sera il progetto Brinca, un'associazione, cioè che Torni Babele è un'associazione culturale e musicale. Supporta il progetto Brinca, che è un progetto che mira a portare la musica sarda un po' in tutta Italia. Sta mirando adesso anche a andare in Europa, paesi europei tipo Germania, Spagna, Francia, lì insomma. E tu che c'entri con la Sardegna, che mi dicevano prima che sei siciliano? Per fratellanza isolana. Isolana, quindi per quello. Ok, raccontaci un po' cosa c'hai, cos'è il merchandising, cosa... Il merchandising è pubblicizzare il proprio progetto tramite un gadget, un capo d'abbigliamento, che può essere le magliettine o le spillette. Niente, oltre a indossare un capo d'abbigliamento, acquistare un capo d'abbigliamento, si dà anche il supporto anche economico a un'associazione che comunque organizza questo genere di serate. Perfetto, grazie tanto. Grazie a te. Io sono Nicola dei Filoverus. Cos'hai appena fatto? Cosa facevi prima? Qua facciamo un DJ set per diciamo, scaldare il pubblico, che ancora non c'è, per i Train to Russia, che fanno questa data importantissima in Piazza Verdi a Bologna. E basta, niente, magari ricominceremo dopo a Rogalla, che sta suonando in questo momento, che è un bravissimo produttore dub sardo. Perfetto. Niente, ci vediamo dopo. Sono Simone, Busciumannu, Trento Roots, voce bianca. Ok. Quante voci ci sono? Quanti Due cantanti? voci. Due voci, infatti prima l'avevo sentito. Ti stai quindi riscaldando un attimo? Ci stiamo più che altro cercando la concentrazione prima di suonare, prima di dare il massimo sul palco. Perfetto, grazie mille. Trento Roots! May you